Allora, la mia azienda è nata 5 anni fa da una mia idea. Io sono sempre appartenuta al mondo della moda e del design. Un giorno in aereo, tra l'altro l'aereo Parigi-Venezia, mi è venuta questa idea, diciamo così, che tutti hanno definito geniale, però per me, io quando l'ho disegnata la prima volta non mi sembrava così geniale, però poi insomma è sicuramente stato un'idea di successo, che ho praticamente realizzato una borsa sulla borsa. La prima borsa di V73 infatti era una borsa stampata, un disegno di una borsa stampata su un'altra borsa in tela. Questa borsa ha avuto un riscontro talmente importante, vi do anche dei numeri per farvi capire. La prima collezione che è uscita ha venduto 30.000 pezzi in pochi mesi, per cui questo, diciamo così, è stato il nascere di V73. V73 è nato grazie a un'unica idea. Nasco appunto come designer, ho lavorato prima in grosse aziende, naturalmente per fare la gavetta. All'inizio ho fatto tante fotocopie, poi ho iniziato man mano a realizzare proprio i progetti. Poi 7 anni fa avevo pensato che non volevo più rimanere in azienda, ma volevo appunto diventare un imprenditore. Ho aperto uno studio di design che tuttora funziona, che lavora per grossi marchi importanti della moda, per cui io faccio anche la consulente per Griff italiane. Cioè l'esperienza è diciamo così, quello che poi ti spinge a diventare, no? E quindi secondo me assolutamente l'esperienza è fondamentale. E poi direi osserva, guarda, cioè non fermatevi, guarda oltre, non fermatevi davanti a tutte le cose che ci vengono di giorno in giorno buttate addosso dai social, da tutto quello che sono l'aspetto mediatico, eccetera, ma guardate oltre, guardate il mondo, guardate più in là, perché tanti si fermano a guardare solo un passetto più avanti. Uno sogna, cioè uno vuole realizzare i propri sogni, e per cui quello è stata la mia spinta più grande. Mi sentivo forte dell'esperienza che avevo fatto, perché avevo fatto un'esperienza molto importante, e questo lo dico sempre a tutti: l'importante è fare l'esperienza. E poi bisogna seguire il proprio cuore. Quando ti senti che devi fare una cosa, devi assolutamente farla, perché la vita è solo una e hai appunto solo una possibilità, per cui assolutamente bisogna andare e provare. Il V73 rappresenta l'artigianalità italiana, però ad un prezzo assolutamente facile e insomma un po' alla portata di tutti. Io studio molto i prezzi delle pelli, vado a scegliere le pelli, capisco cosa si può mettere e cosa no, cioè proprio è uno studio proprio di quasi al dettaglio, ed è poi questo che fa il prezzo. Per cui una cucitura piuttosto che un'altra, questo fatto che non è un fatto industriale, ma che è un fatto artigianale, però rivisto con un modo un po' più moderno, questo ha fatto sì che riesco insomma a portare dei prezzi competitivi rispetto al mercato. Io mi sono messa nel mondo della moda, per cui la moda tante volte è molto cattiva, per cui vai in mezzo ai grandi, e i grandi non è che amano molto i piccoli, per cui questa cosa è stata una bella sfida. La stampa stessa, che all'inizio aveva proprio dichiarato che io avevo avuto un'idea geniale, ma che da quella idea non sarei più andata avanti, sto parlando di stampa della moda. E invece poi con tanta tenacia, e naturalmente investendo i soldi che avevo guadagnato, perché io non me li sono messi in tasca ma li ho investiti dentro l'azienda, anche la stampa ha cambiato idea. Per fortuna la qualità del prodotto è diventata importante rispetto agli anni precedenti, per cui tutti guardano la qualità del prodotto. L'unica cosa che ha il Made in Italy è che il Made in Italy sì, va rivisto, però in maniera diversa, va rivisto non più con prezzi alti, ma va rivisto studiandolo in maniera diversa, quindi diventando competitivo, cosa che probabilmente solitamente l'italiano è un po' restio a fare, però si può fare benissimo, e io ne sono un esempio. Il coraggio, per me il coraggio è vita.
Il coraggio è quello che ti spinge a fare cose che se no non faresti mai, per cui è sicuramente il motore della vita. E io dico sempre a tutti: abbiate coraggio, perché altrimenti non farete mai niente. Per cui assolutamente, soprattutto ai ragazzi giovani, io vado spesso a parlare all'università, e bisogna avere coraggio e ascoltare se stessi e andare avanti a prescindere.